luci tutte pronte ed una voce dice Franco in scena dai. Io confuso dalle grida della folla che non mi ci abituo mai. Quella ragazzina in prima fila con un viso indescrivibile, mentre le altre gridano il mio nome, fissa gli occhi su di me. Poi finita la serata dentro il camerino ci ritrovo lei, bella da morire che così lo giuro non ne avevo viste mai. E quel bacio lungo del impazzire è stato un gesto inevitabile, tutto così bello fino a quando non marita verità. Oh Dio, ma quella che ho baciato era mia cugina, chi non mi ricordava era piccolina, quando veniva a casa con mamma. Oh Dio, ma guarda un po' che stronza è mia cugina, ma mi si dà sta vita una buina, chissà se il tempo mi può cancellare, sai chi scornava mamma, era una creatura, la parata a scamperare. Centomila donne mai nessuna nel mio cuore c'era tanta me, ed invece lei ci ha messo un attimo, in un attimo il venita già. Se nelle sue vene c'è il mio sangue, questa storia è impossibile, ma com'era bella che la bocca non mi voce più scordare. Oh Dio, ma quella che ho baciato era mia cugina, chi non mi ricordava era piccolina, quando veniva a casa con mamma. Oh Dio, ma guarda un po' che stronza è mia cugina, ma mi si dà sta vita una buina, chissà se il tempo mi può cancellare, sai che scornava mamma, era una creatura, la parata a camminare. Stop, un attimino soltanto. Io prima di finire il mio concerto, tutto questo concerto che ho cantato fino adesso, lo vorrei dedicare a una persona che io non ho mai citato, però è una persona che divide con me il 50% di questo mio successo. Se sto qua è grazie a lui, pure grazie a lui va il merito del 50%, del mio carissimo, io vorrei dire un solo nome e deve esplodere questo pubblico perché se lo merita veramente, il grande, l'unico maestro Enzo Rossi. Ciao Enzo, è dedicato a te. Oh Dio, ma quella che ho baciato era mia cugina, chi non mi ricordava era piccolina, quando veniva a casa con mamma. Oh Dio, ma guarda un po' che stronza è mia cugina, ma vicina sta vita una buina, chissà se il tempo mi può cancellare, sai chi scornava mamma, era una creatura, la parata a camminare. Voi, oh Dio, quando veniva a casa con mamma, oh Dio, chissà se il tempo mi può cancellare. Oh Dio, ma quella che ho baciato era mia cugina. No, Dio, ma quella che ho baciato era mia cugina. No.
Io che vi voglio dire? Sono stato veramente felicissimo di essere con voi. Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao a tutti da casa. Vi voglio bene, ciao! State buoni, non andiamo via, non andiamo via. Cortesemente non andiamo via, restate fermi. Non vorrei assolutamente incidenti. Quando ci si incontra con Franco Ricciardi deve essere una serata di festa. Ragazzi? Aspetta Franco. Allora, state buoni? Tieni, ne do uno per tutti. Allora, ragazzi buoni, perché concludiamo insieme a voi una serata. Io ho bisogno di voi per concludere questa serata. Ho bisogno di voi, della vostra collaborazione. E questo è bello, sicuramente è bello. Accidenti, è tuo. Tieni anche questo perché ti è stato dato con affetto e con amore. Se reggi un attimo, ragazze, non diamo vita a isterismi che non li accetto, e manco Franco, lo sapete. Allora, Franco no, è pericoloso, grazie. Ragazze, ferme. Voglio leggere un biglietto, l'ha scritto una ragazza, è come se questo biglietto avesse avuto tutte le vostre mani contemporaneamente. Una vostra amica scrive a Franco: non ti augura la vita di una rosa, sarebbe troppo breve. Non ti augura la vita di una stella, sarebbe troppo lunga. Ma ti auguro la bellezza di una rosa e lo splendore di una stella. L'avete scritto voi questo biglietto. A questo punto vorrei tutti i conduttori di Videoteam Italia sul palco. Tutti, se ci sono. Sara Minniti, Tony, dove state ragazzi? Forza! Vediamo se... Vorrei una squadra. Mariano, certo Mariano. Vorrei una squadra intera, conduttori e cantanti. Vorrei sapere se è arrivato Enzo Caradonna, Gino Da Vinci, Ida Rendano, terremo Giancarlo Mastrilli, grazie. Ida Rendano, Gino Da Vinci, non vedo ancora Enzo Caradonna. Pensate quanta fortuna tocca a me avere il piacere di poter dividere questo spazio con tanti artisti, tanti professionisti, tanti conduttori. Io vorrei sapere se Enzo Caradonna è con noi. Ragazzi, io vorrei che tutti i conduttori... Perché si è abbassata la voce? No, tutto regolare. Vorrei che tutti i conduttori si dessero la mano, perché vorrei fare un augurio insieme a voi. Franco, vuoi dare la mano a Gino, a Ida? No, teniamoci per mano tutti quanti. Fatelo anche voi. Che ci sia in questo abbraccio l'augurio di poterci rincontrare tutti insieme e poter dire: questa squadra ha vinto grazie a voi. Buonanotte a tutti. Buonanotte per il pubblico da casa. Noi, ferme ragazze, ferme, Franco non scende. Allora io vorrei fare una cosa, poiché questa parte di chiusura sicuramente è la meno interessante per il pubblico che sta a casa. Vorrei chiedere ad Emilio Melfi, regista di questa trasmissione, di chiudere con i collegamenti esterni, mentre noi dall'Ente Fiera ci organizziamo con i nostri ranger la chiusura. Facciamola. Allora, una buonanotte per quelli che stanno a casa. Perdonami Franco, vada Antonio Trito. Buonanotte a tutti, a lunedì. Antonello Mele. Buonanotte, auguri. Sara Minniti. Buonanotte e auguri a tutti. Ida Rendano. L'appuntamento mercoledì, ciao. Gino Da Vinci. A domani mattina, ciao con Enzo. Mastrilli. A lunedì, buonanotte. Il vostro Mariano. A domani sera. E mi sembra giusto che sia lui a dirvi l'ultima parola. L'ultima parola è difficile dirla a questo pubblico che niente, momentaneamente ci lasciamo, ma sappiate che saremo sempre uniti in una cosa: viva la musica e viva Napoli, ciao! Franco
Franco Ricciardi, cortesemente ragazzi.